Spizzetto extra large qua ad Adria con i 5 gladiatori, e lo dico per la sesta volta perché abbiamo avuto dei problemi tecnici, comunque noi stiamo e resistiamo, con i 5 gladiatori che hanno ottenuto per 15 anni i famosi diritti esclusivi di pesca. I 5 gladiatori, come l'ha definita un organo di stampa, sono Francesco Siviero, che è il sindaco di Taglio di Po, Sara Mazzucato, che è una consigliere del comune di Adria, Valeria Mantovan, che oggi non c'è perché è ammalata, Alberto Martello, che è pro sindaco di Canaro, e Roberto Pizzoli, naturalmente, che è il sindaco di Portotolle. Con me, come sempre, c'è il grandissimo Renzo Marangon, che so che è agguerrito, che qua è un tema che ti piace, che ti stimola, e poi sono convinto che ne verranno fuori delle belle. Allora, Pizzoli afferma: la questione politica rimane quella più rilevante dopo questo successo. Allora abbiamo una bella, lei, gli altri sono tre. No, noi siamo 4-3 rimasugli. Volevo fare un inciso. Mi ha scritto una carissima amica mia, mi ha detto: perché nello sprizzetto non ci sono mai donne? Perché volevamo cogliere l'occasione per avere la più bella del reame. Grazie. Va bene, questo qua si chiama ruffianismo. Mi piace vincere facile. Sì. Detto questo, perché la questione politica rimane quella più rilevante? A questo cominceremo a fare delle domande e delle risposte. Ringrazio nuovamente gli amici dell'invito, è sempre un piacere confrontarci e portare anche le proprie idee e condividerla con tutti. I gladiatori naturalmente credo che sia eccessivo, perché non abbiamo fatto altro che portare quello che ogni buon amministratore pubblico deve fare, e cioè amministrare per il bene pubblico. Amministrare per il bene pubblico vuol dire anche cercare delle soluzioni, dato il regime della legalità, per far lavorare quelle 1500 persone, in questo caso qua specifico. E comunque ripeto, il gladiatore è troppo. Sicuramente abbiamo fatto qualcosa che ad oggi, almeno in questo primo step, dà un risultato davvero importante, e qua devo ringraziare il mondo, dalla prefettura in poi, e tutti i ministeri e le forze politiche che hanno collaborato con noi. Visto che questo primo step è passato, è il caso di far ragionare le persone in ordine. Prima di tutto l'aspetto giuridico. L'aspetto politico, cosa vuoi? Non esiste una divisione neanche territoriale, perché per esempio lui è di Canaro non ha nulla a che fare con il delta del Po. Questo vuol dire che la decisione che lui ha preso è una decisione su cui lui ha meditato e che non ha a che fare con gli aspetti territoriali che invece hanno coinvolto Portotolle, Taglio di Po, Adria, Portoviro. Però è importante sanare la situazione, perché ovviamente questo non fa bene a nessuno, non fa bene soprattutto a 1500 persone che con quel reddito vivono, lavorano, e il fatto economico è assolutamente rilevante. E quindi risposta adesso del sindaco. Secondo me la questione invece è politica. Al di là dell'aspetto giuridico, perché l'aspetto giuridico lo possiamo analizzare, affrontare, ci possiamo ragionare su, dove trovo che la questione sia politica? Che su una questione così importante, con una provincia come la nostra, che è sempre stata compressa tra province e regioni ben più grandi, questa poteva essere un'ottima occasione per avere 11 consiglieri provinciali, perché metto i 10 consiglieri più il presidente, che lavorarono all'unisono per il loro territorio. Perché come dicevi tu, Canaro è lontano dal delta, e quindi no Renzo, allora sei sempre rivolto con la testa indietro, cioè devi superare politica. Renzo, che un raggruppamento è a favore di una cosa, è un altro. È politica la questione. Allora tutto è politica. Quindi. No, è politica la questione, perché comunque non è una gestione tecnica della questione, perché quando io come provincia decido che insieme a tutte le forze politiche voglio difendere il mio territorio, do l'impressione ai miei vicini che mi stanno fagocitando, adesso la frattura c'è. Ma voi avete una frattura con il presidente della provincia? No, non c'è solo con il presidente della provincia la frattura, c'è anche con i partiti che hanno sostenuto il presidente della provincia, perché quando un rappresentante di alcuni partiti viene un po' in un certo senso anche a schernire noi in determinate circostanze, lì si apre la frattura, è una cosa personale mia. Allora ecco perché sto dicendo che se una provincia si fa vedere unita su questa cosa, i vicini, e mi riferisco a Ferrara, Padova e Venezia, invece di portarsi via un altro pezzettino come hanno fatto prima col parco tanti anni fa,
poi con altre questioni, vedi Camera di Commercio, vedi un'industria o quant'altro, se trovano una provincia unita forse fanno più fatica a fare questo. Mi piace dirti una cosa, guarda che a Venezia ci siamo andati noi, non è stata Venezia a chiamarci, sulla questione della Camera di Commercio. Ma no, ma ho messo la Camera di Commercio, allora possiamo fare l'esempio del parco dove Ferrara ce l'ha sempre portato via per tanti anni. Facciamo qualche altro esempio. Mi permetto. Ferrara non ci ha portato via nulla, perché Ferrara aveva il parco regionale ancora nel 1987. Vabbè, allora, però diciamo che l'unità non è mai stata la nostra esatto. forza, ecco, Diciamo. Vuoi che facciamo un altro esempio? Rigassificatore a largo di Porto Levante, 12 milioni portate a casa, altro territorio che mi ricordo in Toscana mi pare, stessi identico rigassificatore 24 milioni. Perché andiamo sempre divisi su tutto? Sono stati più bravi loro a trattare. No, perché andiamo sempre divisi su tutto. Sì, ma io però non c'è una contrapposizione fra noi. Quello che dico io è che la questione è giuridica e non politica. Mi permetti Renzo, poi scusami solo un secondo Perché e ti lascio però la rispondere. domanda, no, ma la questione domanda politica è nasce e questo, ecco, perché no, politica? e questo mi rivolgo anche a te proprio nella tua esperienza. Perché Se politica? sei presidente della provincia e ti ritrovi in consiglio provinciali con 2 consiglieri con un consiglio provinciale vuoto, una domanda, no? Potrei anche fare, se non altro sulla gestione del consiglio provinciale, o sbaglio? È qua che dopo nasce l'affermazione che avevo fatto. Ho capito dov'è il politica, ma allora voi avete una... Sì, non entro. A un certo punto ammettete una cosa, a un certo punto la questione è andata talmente nel profondo che uno o era un super esperto o si perdeva. Per cui uno si perde anche. Allora arriviamo alla semplificazione massima. Voi contestate il presidente della provincia. Voi sapete, però voi sapete benissimo che il presidente della provincia non è rimovibile, che non mi veniva il termine, bravo, non è possibile fare una mozione di sfiducia. Per cui vi consiglio, ma vivamente, di trovare una strada intelligente, d'altronde voi sciocchi non siete, perché visto che questo primo step è andato in un certo modo, proseguire. Se poi voi la volete far diventare una questione un po' più profonda, allora diventa politica. È in quel momento che diventa politica, perché vuol dire che un gruppo di consiglieri provinciali vuole disarcionare il presidente, allora diventa politica. Per ora ancora non lo è, anche perché i partiti per esempio nessuno si è mai ancora espresso, quindi come vedete è ancora un po' fumosa. Vi conviene che rimanga fumosa, perché trattandosi di un problema di natura economica dove non c'è una distinzione fra chi è favorevole e chi è contrario, perché nessuno sembra sfavorevole, allora vi conviene portare a compimento questa operazione. Replica di Pizzoli. Dottor legge di nascita, quindi non è che so io parlare di robe che non conosco. No, so che le conosci, infatti mi stupisce anche l'affermazione che avevi fatto quando dici che la legge a volte in Basso Polesine viene interpretata un po' così, no? Non è vero. Ma almeno per quanto mi riguarda no. Per quanto mi riguarda no. Posso dire? Voi due. Parlando, no, dire che in Basso Polesine la legge è un consiglio è un'offesa talmente tanto grande, perché e soprattutto va a elevare il resto del mondo. Entra il moderatore. Aspetta che facciamo dire perché? Perché non si può dire che nel Delta la legge è un consiglio, perché vuol dire mettere in risalto il fatto che nel Delta vige un'illegalità diffusa, che è un po' quello che abbiamo scontato, perché con chiunque si parlava di questa questione qua, no? Secondo me ti te vivi, No. non a taglio di po', ti te vivi in tuo mondo tutto tuo. Perché siccome mi sono stato relatore della legge sul parco, posso dirti che il 99% dei bassopolesani ritengono alcune norme assolutamente vessatorie, ma tutte le norme, ma tutte le aree di confine pensano così. Ma No, ma dai, a Venezia, ma no. ma quando ma È troppo Cioè, pare un po' troppo generalizzato. Portate pazienza, però. Allora qua parte il moderatore. la legge per molti è un utile suggerimento,
Che no, vuol dire che sono degli illegali. Beh, diciamo che anche a Venezia, allora se guardiamo le leggi, è stato un utile suggerimento per tanto tempo. Insomma. Ferma tutto. Allora, siccome il nostro... Bravo. L'ambiente. Aspetta che Canaro finalmente mi dà una Volevo mano. stemprare un po' l'ambiente, in senso di rispecchiare quello che è anche la mia idea nei confronti di Renzo, perché mi fa piacere anche confrontarmi a livello politico, perché adesso stiamo parlando di politica, mi sembra di sentire. Allora, facciamo un passo indietro. È stato fatto un lavoro certosino nel creare un consiglio provinciale misto, perché la politica lì si è fusa. Abbiamo fatto un listone, abbiamo fatto cose che raramente può capitare rispetto ai comuni. Va bene, erano due liste, però sono due liste. Il listone non è riuscito. Sono d'accordo, Renzo, però sono due liste totalmente con idee politiche molto diverse, molto differenti tra di loro. E più, abbiamo fatto un passo indietro, adesso facciamo un passo avanti. Rispetto alla delibera di giunta che abbiamo presentato noi rispetto ai 15 anni, la cosa si è un po' disgregata, perché 4 consiglieri di maggioranza hanno votato a favore e un consigliere di minoranza ha votato a favore. Ben venga questo che è successo questo. Quindi ti dico, è stata la ciliegina sulla torta. In questo modo ritengo di avere ragione, cioè è una questione disgiunta dai fattori politici specifici ed è una questione che ha raggiunto un punto di incontro in modo trasversale. Se adesso voi volete dare un attacco al Presidente, allora diventa politico. Secondo me invece un presidente non può lavorare senza un consiglio, non è questo il modo. Al di là che sia. Dovete chiederlo al Presidente, No, ma la frattura, per noi la frattura inizia da questo momento qua, dal momento che un presidente è lì e dà più voce alla parte tecnica anziché al consiglio che dovrebbe sostenerlo. Allora la domanda che ha fatto il professor Maggi, E ti ringrazio del professore. sostituisco per un secondo, era questa. C'è ancora la provincia? Certo che la provincia c'è ancora, la domanda è: c'è una maggioranza in provincia? E questa è la... E con questa domanda, siccome uno spezzetto ai tempi tecnici del web, ci sentiamo domani. Va bene? Arrivederci domani. Arrivederci domani.